Abbiamo ricevuto 40 bellissimi scatti per il tema del mese estate in città. Attraverso Facebook voi avete votato le foto che vi sono piaciute di più. L'immagine giudicata più bella è diventata la nuova testata di Pianura News. Complimenti dunque a Giada Raimondi che in questo caldo agosto ci ha lasciato senza fiato col suo tramonto rosso. Come si può vedere dalle sue foto, Giada ama molto guardare il cielo e le nuvole. I suoi pensieri vagano sulle molte forme che assumono e sono attratti da quelle più strane. Adesso che è in vacanza, si è concessa il lusso di rimanere più tempo ad ammirare il cielo fino al tramonto. Anche la foto dell'arcobaleno sulla campagna ha impressionato gli amici di Pianura News, che sono rimasti estasiati dal fascio di luce che sembra penetrare nel terreno e lanciare un positivo presagio. Il terzo posto della nostra classifica è stato occupato da un altro bel tramonto, quello sui colli di Biancamaria, che abbiamo scoperto essere la fotoreporter ufficiale della sua scuola. I soggetti preferiti di Biancamaria sono il cane, i tramonti, le mura delle città, le foto in piscina e l'arcobaleno. Complimenti anche a Seiyo Tsuboi, ragazza giapponese di Yokohama, nota città del Giappone che dista 30 km dalla capitale Tokyo. Ha trascorso parte dell'estate montagnana e con le sue foto ha voluto rendere omaggio alla vista che si gode dall'alto del mastio di Ezzelino, godendo anche di un po' di fresco ai giardini della Rocca, particolarmente suggestivi e accoglienti, e al piatto tipico estivo di Montagnana, il prosciutto e melone. Grazie infine a Patrizia Crema che ci ha mandato le foto curiose degli uccellini appena nati e della vegetazione estiva.